Vorrei, attraverso questo video, far capire l'importanza della parola data e di prendersi la responsabilità delle proprie azioni. È una cosa molto importante da fare, perché altrimenti diventiamo delle persone fondamentalmente inutili e di cui non ci si può fidare. Mi è capitato in questi anni, in tanti anni di insegnante, mi è capitato spessissimo di dare delle informazioni riguardanti Bizum a persone che giustamente chiedevano cos'era, a feste dello sport, centri commerciali, tutte le occasioni in cui la gente chiede informazioni inerenti. Gli si dà queste informazioni, si sta lì e si investe tempo con queste persone nel dare le informazioni, gli si dice dove sono i corsi, gli orari e tutto. Arriva a un certo punto, durante la lezione di prova, che ti aspetti di vederli e questi non si fanno vivi. Gli mandi un messaggio e non si fanno vivi ancora. Gli mandi un messaggio ancora e ti scrivono che hanno cambiato idea e che non vogliono venire a provare. Ora, stiamo parlando di provare, non stiamo parlando di iscriversi alle lezioni, quindi diventare tuo allievo, stiamo parlando di una promessa, tra virgolette, data, o più che una promessa, una parola data, che non è stata mantenuta nel tempo. Il che equivale a dire che la persona a riguardo non ha assolutamente un modo di fare disciplinato, quindi non ha un modo di fare che è utile alla società, nel senso, purtroppo la società del giorno d'oggi è fatta di molti di questi personaggi che chiacchierano a vanvera, quindi dicono cose e poi non ne realizzano neanche una. Parlano così, tanto perché devono parlare. Il fatto importante invece sarebbe quello di riuscire a parlare di meno e quelle cose che si dicono prendersi la responsabilità di farle, e quando dai una parola, quindi quando dici di venire a provare, tu devi venire a provare. Non verrai il giorno dopo, hai un problema, ok, verrai la settimana dopo, non è un problema, però tu quella parola data che hai dato alla persona devi svilupparla. Questo è importante perché altrimenti succedono due cose. Uno, manchi di rispetto alla persona a cui hai dato quella parola. Due, manchi di rispetto a te stesso. Perché? Perché ti dimostri una persona che fondamentalmente vale molto poco. Quindi è importante svegliarsi fuori, investire un'ora di tempo nel fare un'attività, come ad esempio nel venire a provare Bizum o altre cose a cui si dice ok, vengo. Si tratta solo di prendere e andare, quindi non diciamo cose di cui dopo non riusciamo a mantenere la parola data, e cerchiamo di muoverci fuori perché il tempo scorre, il tempo passa e abbiamo molto poco, siamo a tempo determinato qui, e quindi è importante usare tutte le situazioni per poter vedere anche qualcosa di nuovo. Quindi questo ci tenevo molto a dire in questo video. Con questo è tutto, ci vediamo nel prossimo video, sperando che questo video serva a far rinascere nelle persone un po' di autodisciplina di sé.